Simone Manetti. Simone, grazie. È una parola che diciamo spesso agli autori e alle autrici che scelgono di essere con noi, che scelgono di raccontare le loro storie, di raccontarci anche come queste storie sono nate, come hanno deciso di metterle in scena, di parlare con il nostro pubblico. Dicevo all'inizio che per noi è un grande onore ed è una scelta molto significativa, appunto, che il tuo film sia all'inizio di questo percorso, appunto, che ci porterà al festival, all'interno del quale il tema dei diritti civili è centrale. E spesso nel festival ci capita di raccontare delle storie che non sono mai state raccontate prima, oppure, come in questo caso, delle storie che pensiamo di conoscere, che pensiamo di cui pensiamo ci sia stato raccontato tutto, e invece tu ci dimostri appunto che non è così. E lo fai, e questa è la prima cosa che volevo chiederti, la cosa a cui volevo partire, anche in una maniera molto efficace, con un insieme di immagini, con un insieme di materiali che credo che ci restituiscano in qualche modo, per prima cosa, questo straniamento, questa sorta di perdita di punti di riferimento, che spesso abbiamo anche noi spettatori che guardiamo all'interno del racconto. Quindi vorrei partire proprio nel chiederti come sei e siete arrivati, visto che appunto l'avete scritto a più mani, insomma, a questo effetto. Buonasera a tutti. Sì, in questo caso io ho raccontato non una mia storia, ma una nostra storia, perché appunto la storia di Giulio è una storia che riguarda tutti noi, che riguarda la collettività. E dal punto di vista visivo io sono partito dal video che il capo dei sindacalisti fa con una telecamera nascosta, con lo scopo di vendere fondamentalmente Giulio ai servizi segreti. Quel video per me rappresentava il punto massimo dei tradimenti, era forse il peggior tradimento fra i tanti che Giulio ha subito e che hanno caratterizzato la sua storia e la sua fine. In quel video c'era l'essenza di quel tradimento, e quindi ho deciso che quello doveva essere il perno attorno al quale costruire un vestito visivo a una storia che di parole ne porta con sé tante, perché è una storia complessa, è una storia che si incrocia, nel caso anche della scelta che abbiamo fatto, con un linguaggio giuridico. E quindi ho pensato che forse la maniera migliore per far capire questa storia, non solo a livello cognitivo, cioè di comprensione di quello che veniva detto, fosse quella di sovrapporre un livello visivo che permettesse allo spettatore in parte di provare le sensazioni di straniamento che probabilmente ha provato lo stesso Giulio e che si provano in una città così caotica. E quindi abbiamo cercato di costruire una sorta di macchina del tempo perché lo spettatore potesse rivivere tutti gli avvenimenti quasi come se stessero accadendo in presa diretta, e quindi ritrovarsi in quei mercati, in quelle strade, in quelle notti buie, sempre alla ricerca di un equilibrio visivo che in questo film non c'è mai, perché è sempre tutto in movimento, è sporco, è sfuggente, non riesci ad afferrarlo, che è un po' la sensazione che si ha, almeno che io ho avuto e con il mio team abbiamo condiviso di quel video di Giulio, dove quando permane per qualche secondo di più ti sembra di poterlo quasi, come dire, fermare e vedere bene, e poi scompare di nuovo e si riperde in queste notti del Cairo. Senti, c'è, immagino, un lavoro incredibile di ricerca dei materiali, dicevi appunto dal primo materiale che vediamo, appunto questo video, poi a tutta una serie, insomma, di parti raccolte durante il processo, ma anche di materiali che hai trovato, insomma, che avete trovato della TV egiziana. Come avete, per prima, cosa ha trovato questo materiale, poi come l'avete selezionato? Ti chiedo anche se ci sono stati dei materiali che magari a cui avreste voluto avere accesso ma non avete potuto farlo, insomma, cosa avete tenuto e con quale pensiero? Allora, il corpo visivo di tutto il film, appunto, come dicevamo, è costituito
oltre alle riprese che abbiamo effettuato durante il processo, perché era un processo a porte aperte, quindi avevamo l'autorizzazione a riprendere l'intero processo, e alle interviste realizzate con i genitori e con l'avvocata Ballerini. Il resto è un lavoro che si basa sul repertorio, che fondamentalmente si divide in due grandi blocchi. C'è il repertorio contestuale alla storia di Giulio, quindi tutti i video che sono stati messi all'atti del processo, quindi come il video di Abdallah o altri, e tutti i video televisivi di news che parlano nello specifico della storia di Giulio. E poi c'è tutta una parte invece di cosiddetto found footage, cioè di metraggio trovato, che sono video amatoriali girati da altre persone per altri scopi, che noi abbiamo preso e piegato alla narrazione del film perché potessero appunto diventare il vestito visivo attraverso il quale raccontiamo questa storia. E sulle difficoltà c'è stata una grossa difficoltà a trovare video, perché chiaramente la maggior parte delle ricerche andavano effettuate in arabo, perché era impossibile trovarli attraverso, insomma, chiavi italiane. E il lavoro è stato estenuante perché non avendo deciso di non girare niente di originale, ma essendoci come dire, imposti questo diktat di usare solo materiale originale proveniente dal Cairo di quegli anni, materiale amatoriale, c'è stata una grossa ricerca, perché chiaramente nella mia mente c'era l'immagine che avrei voluto sovrapporre a quel pezzo di racconto, ma andava trovata e doveva avere determinate caratteristiche. Mentre per quanto riguarda le news diciamo egiziane, chiaramente lì il discorso è diverso, quelle ci servivano per raccontare come hanno raccontato loro la storia di Giulio. C'erano anche, immagino, una serie di rischi enormi nel raccontare una storia del genere, appunto anche proprio rischi a livello narrativo. Forse uno di questi, il primo che mi viene in mente, era quello di scivolare, diciamo, nella morbosità. Una storia piena di male, piena di orrore, probabilmente, insomma, tutti avrete letto, insomma, anche una serie di dettagli, di cose che però tu riesci a trattare, diciamo, con una grande delicatezza, e senza rendendo appunto tutto il male del mondo, ma senza mai scivolare in questo, insomma. No, ti ringrazio. Diciamo che era uno dei primi punti fermi. Non volevamo, come dire, rifugire sia dalla morbosità sia dalla spettacolarizzazione del dolore. La grande fortuna che abbiamo avuto su questo film, io con gli autori, è che questo è un film estremamente libero, perché parte da un'idea autoriale. Abbiamo trovato subito un produttore kamikaze che ha accettato di produrre con noi il film, sapendo che non avremmo accettato per questo lavoro qui in particolare nessun tipo di compromesso editoriale che non fosse quello di fare il film secondo noi più giusto, perché quando siamo partiti non avevamo né editore né un piano finanziario, niente. Siamo partiti perché partiva il processo e abbiamo iniziato a lavorare. Grazie appunto a Mario Mazzarotto e Agnese Ricchi di Ganesh Film, che hanno creduto nella nostra idea e ci hanno lasciato la massima libertà, e grazie anche a Domenico Procacci e a Laura Paolucci di Fandango, che sono arrivati quando il percorso era già avviato, ma si sono allineati perfettamente nel lasciarci l'assoluta libertà autoriale di raccontare questa storia come noi lo ritenevamo più giusto. Poi non è detto che sia la forma migliore, però abbiamo potuto fare delle scelte senza dover stare attenti a format, richieste di canali o altro. Ed in effetti l'immagine che ci hai ridato non è quella di un Giulio martire, ma di un Giulio vittima, di qualche maniera, dell'assurdità di un regime paranoico, e di una vicenda che di fatto non ha una spiegazione logica, proprio perché dietro un regime e una dittatura non ci può essere niente di logico se non una paranoia, se non la voglia di cancellare e di nascondere qualsiasi narrazione. Dicevi all'inizio, quando ci hai introdotto il film, che questa non è solo la storia di Giulio, è un atto di cittadinanza attiva,
E credo anche sia la storia anche dei suoi genitori, di Claudio e di Paola, che sono due figure, insomma, che hanno ovviamente un ruolo centrale in questa storia. Ti chiedo come è stato il rapporto con loro. Immagino, insomma, non sia stato semplice anche ovviamente creare un rapporto di fiducia, insomma, per raccontare questa storia, e ovviamente insieme a loro anche l'avvocato Ballerini che ha un ruolo, insomma, centrale in tutto questo. Raccontare questa storia senza i genitori e senza costruire un rapporto con i genitori sarebbe stata, oltre che impossibile praticamente, sarebbe stato uno sbaglio etico farlo, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di avvicinare i genitori di Giulio. L'ha fatto Emanuele Cava, che è uno dei due coautori insieme a Matteo Billi, che più di 5 anni fa ha iniziato un rapporto con loro, costruendo passo dopo passo la fiducia. Abbiamo ricevuto tantissimi no dai genitori e dall'avvocata quando provavamo a dire: ma fateci raccontare questa storia, dateci la possibilità di unirci al popolo giallo, di affiancarvi in questa lotta, di fare con quello che noi facciamo, di dare un contributo a questa battaglia per verità e giustizia. I primi anni sono stati dei no, poi piano piano il rapporto si è consolidato, loro hanno iniziato a fidarsi di noi, e quando c'è stata l'apertura del processo abbiamo capito, sia noi che loro, che o lo facevamo in quell'esatto istante o dopo sarebbe stato molto più difficile, e quindi poi siamo partiti. Adesso lascerei la parola a voi, se avete qualche curiosità, qualche pensiero, insomma, per qualche cosa da chiedere a Simone. No, un attimo solo che arriva al microfono, così. Grazie, buonasera intanto. Buonasera. Il film io l'ho apprezzato anche perché raccoglie tutto quello che chi ha seguito questa storia, insomma, un po' lo conosce. Però nel film noto che si accenna, ma non si dice, al ruolo dell'Università di Cambridge, e poi mi chiedo se il film finisce qui oppure se il film stesso intanto sarà portato anche altrove, e non solo qui in Regione, ma anche, che ne so, in Parlamento. Importante sarebbe, anche perché si dicono delle cose sulle responsabilità dei nostri governi, e poi anche a livello europeo, perché anche comunque nel film si dice che anche la mamma di Giulio lo dice, no? Giulio è un ragazzo, un figlio dell'Italia, non solo mio, ma dell'Italia e dell'Europa. Ecco, vorrei sapere se il film sarà portato anche a livello europeo. Dico, allora, è importante. Parto dal fondo. Ok. Allora, per quanto riguarda Bruxelles e la Camera, abbiamo già ricevuto, non so se chiamarle offerte o promesse di proiezioni. Poi chiaramente in quel tipo di istituti non dipende purtroppo da noi la scelta finale, però ci hanno promesso che lo faranno. Il film andrà sicuramente oltre queste zone, perché sarà distribuito da Fandango il 2, il 3 e il 4 febbraio in più di 210 sale italiane, quindi copriamo quantomeno tutta l'Italia. Fandango ha anche la vendita internazionale del film, e per quanto girerà all'estero quello dipenderà un po', come dire, dal sales, è più un fattore industriale che di cittadinanza. Noi ce lo auguriamo, stiamo ricevendo delle offerte, però insomma è presto per dirlo perché è appena uscito. Per quanto invece riguarda Cambridge, noi l'accenniamo perché noi abbiamo deciso di cercare di fare un racconto il più rigoroso possibile e che si potesse appoggiare su dati oggettivi e comprovati. Per questo abbiamo scelto di narrare attraverso il processo. E di fatto Cambridge a processo è entrato in una mezza udienza, però senza nessuna, come dire, accusa specifica, se non quella di sentire
il parere è sbagliato, per sentire se c'era qualcosa da dire, ma di fatto non è mai stato un elemento veramente chiave del processo o altro. Come dire, si può discutere assolutamente sull'atteggiamento, su una negligenza, che però sono tutti fattori, come dire, non penalmente punibili. E quindi, siccome le storie e quello che gira attorno a Giulio sono tantissime, sono molte più di quelle che ci sono qui, perché chiaramente poi in un film uno deve anche concentrare, abbiamo scelto di tenere quelle che avevano una valenza giuridica e comprovata, per tenerci, noi come autori abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo evitato di mettere il nostro punto di vista su questa storia, perché crediamo fortemente che debba essere chi la vede e chi l'ascolta a trarre il proprio giudizio, e per essere rigorosi, eticamente inattaccabili, volevamo appoggiarci su dati certi che secondo noi sono già così sufficientemente chiari per capire un po' come è andata la storia. Spero di averti risposto. Se avete altre domande. C'è un'altra scelta che mi ha colpito appunto nella selezione non solo dei materiali con cui raccontare, ma anche di chi far parlare. Sono tutte di fatto persone che non raccontano di Giulio, ma che hanno avuto esperienza diretta, insomma, di lui, appunto a partire dai genitori oppure degli estratti all'interno del processo. Nessuno racconta una storia in qualche maniera mediata, sono tutte persone che hanno avuto comunque un ruolo primario all'interno di... Sì, questa è una scelta che insomma, cerco di fare sempre in ogni lavoro. Secondo me il racconto deve essere portato avanti da chi l'ha vissuto in maniera diretta e non da esperti o studiosi del caso. In questo film c'è solo un'eccezione, che è quella dello storico che ci racconta un po' da dove veniva quel periodo egiziano. Poi tutte le persone che parlano sono persone che in una maniera o nell'altra hanno avuto a che fare direttamente con la storia di Giulio, o se non con Giulio. Senti, il film sì... Ah, prego, lo so. Grazie, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere se c'è stato un click da parte, diciamo, dei genitori di Giulio a dare, diciamo, questa fiducia nel appunto proiettare, come dire, cominciare a collaborare per la realizzazione del film. Qualche elemento, qualche aspetto particolare? È stato un rapporto che si è sviluppato negli anni. Abbiamo anche cercato di fargli capire che tipologia di film avremmo voluto fare. Per farlo gli abbiamo fatto vedere altri lavori che avevamo fatto in passato. Io credo che il click, se dobbiamo individuare un momento in cui c'è stato un qualcosa, è stato quando è arrivata la comunicazione che sarebbe partito il processo e hanno annunciato la prima udienza, perché lì, come dire, c'era un bivio, o lo facevamo o non lo facevamo, non più, però insomma sarebbe diventato tutto molto più complicato, e quindi forse si sono trovati, come dire, a dover decidere, e fortunatamente hanno deciso per il sì. Grazie. Prego. Sembra Qua giù. Buonasera, Buonasera. Sandro. Intanto i miei complimenti. Grazie. A Giulio succede tutto questo perché voleva raccontare qualcosa. Che cosa è rimasto di quello che avrebbe voluto raccontare? Parla a livello... No, se ha lasciato qualcosa di scritto, qualcosa di... Sì, ci sono gli scritti, ci sono gli appunti che stava prendendo durante quella ricerca, ci sono... Ma tu li hai letti? Cioè... Sì, no, li abbiamo letti, abbiamo letto degli stralci. Cosa c'è di così compromettente? Ma niente. Niente. Ma no,
Ma come dire, forse la Ballerini lo spiega nella maniera migliore che si possa spiegare. Purtroppo ci sono certi contesti in cui il nostro perché, con la nostra mentalità occidentale, abituata a pensare che certi canoni, certe regole siano al di sopra di tutto e quindi che il mondo funzioni con quelle regole lì, in altri posti non è così. Ci sono una lunga serie di tradimenti che hanno portato Giulio a essere sequestrato, torturato e ucciso. Ci sono una lunghissima serie di coincidenze, di persone sbagliate incontrate. È difficile ammetterlo e comprenderlo, io stesso spesso non ci riesco quando ci penso, però chiedersi perché purtroppo non vale. Passami il termine, giocano con altre regole, non c'è, molto probabilmente, che ne so, ma può bastare che il capo dei sindacalisti, che aveva annusato un possibile qualcosa, ha fatto il dialogo, quella registrazione con Giulio, che non gli ha detto assolutamente nulla, anzi gli diceva no, ma io sono un ricercatore, no, non lo voglio fare. Poi lui aveva fatto scomodare i servizi dicendogli che forse lui magari sarà andato ai servizi e ha detto non potete capire. Cioè, questo lo vedevo dallo sguardo che c'era. Sono piccolezze, perché quel valore che noi diamo alla vita in certi contesti, chiaramente non bisogna generalizzare a tutto, vale di meno, e quindi purtroppo un perché sensato, se mai ci possa essere un perché sensato, una persona possa fare una fine del genere, cosa che non c'è, non si riesce a trovare. Loro, cioè, la procura dice che loro erano convinti che Giulio fosse una spia al servizio degli inglesi, e con questo dubbio hanno deciso di sequestrarlo, torturarlo per fargli dare dei nomi, per fargli dire dei nomi. Infatti i testimoni palestinesi ripetono più volte che hanno sentito i torturatori che dicevano dove hai imparato a resistere alle tecniche anti-interrogatorio, ma Giulio non aveva nomi da fare, quindi non li ha fatti, e poi l'hanno ucciso anche lì perché non l'hanno rilasciato, magari distrutto come a volte è successo, non si può sapere. C'era una domanda qua. Buonasera e complimenti per il lavoro che riesce a trattenere l'emozione che così dall'inizio alla fine è costante in questo suo film. Una cosa mi incuriosisce, mentre Al-Sisi si trincera dietro un'ipocrisia in cui dice che è disposto a collaborare, poi non fa niente, mi ha colpito quella specie di Vanna Marchi egiziana che in maniera molto volgare dice smettetela di fare ricerca, avete rotto le palle, eccetera. Da dove salta fuori quello spezzone, e se è una punta di un iceberg, cioè c'è un movimento dietro che la pensa come lei, è un caso isolato? In che contesto si colloca? Lei è una presentatrice, giornalista di una televisione, diciamo, filogovernativa, forse non è il termine più corretto, però appunto anche lì le regole sono un po' differenti. È chiaro che le informazioni, i media, cioè la televisione indipendente egiziana che dice quello che gli pare contro Al-Sisi non esiste, quindi cioè, tutte le altre sono più o meno per forza di cose quelle che sono egiziane allineate. Molto probabilmente ci sarà stato lei lo dice subito dopo il ritiro dell'ambasciatore, la posizione che ha nel film è quella reale degli avvenimenti, delle cose. Il ritiro dell'ambasciatore è un atto forte, e molto probabilmente gli sarà arrivato, come dire, il messaggio dall'alto: oggi sfogati e di che questa cosa è inaccettabile.
io credo, ma questo è un mio pensiero personale, che non si può ragionare per un male ad personam, cioè quella giornalista Vanna Marchi rappresenta il male, o quel venditore ambulante rappresenta il male. Lì è più un discorso di male sistemico, per cui non sono più i singoli che contano, non sono più da analizzare i singoli gesti o quello che va in televisione e dice l'ho visto litigare, perché è tutto molto più complesso, è tutto molto più sistemico, e a un certo punto, risalendo, perdi un po', come dire, il punto di partenza della persona, non vale più di tanto in un'analisi. Noi abbiamo messo lei perché chiaramente è plateale in quello che dice, a livello filmico a noi ci permetteva in un passaggio breve di riassumere un atteggiamento più diffuso, però credo che sia più da interpretare in maniera generale, no? Quel tipo di atteggiamento, quel tipo di male, e che ti fa riflettere anche su come quella società innestata in un regime del genere comunica alla popolazione delle sensazioni per proteggere, come dire, gli alti vertici. Spero di aver risposto. Vediamo se riesco a spiegarmi su quello. Vorrei ritornare alla registrazione nascosta. Sì. Allora, la prima domanda è: che fine ha fatto quel sindacalista? Perché non è entrato nel processo assieme ai 4? Seconda domanda è: mi sono messo dalla parte di Regeni quando quel signore mi chiede dei soldi per andare avanti. Si vedeva la faccia, poche volte, la faccia di Regeni molto perplessa. Probabilmente lo conosceva e aveva dei dubbi. Chissà se si è domandato: ma adesso vado a casa e scappo via perché c'è qualcosa che non va dietro. Allora, parto dal fondo come al solito. Non lo so. Anch'io ho avuto spesso la sensazione, guardando il materiale, di vedere nella faccia di Giulio una preoccupazione, però non so quanto possa essere, come dire, una suggestione di noi che sappiamo come è andata a finire, che sappiamo che quello che gli sta dicendo è un tranello. Certo, sicuramente quando Said Abdellah li fa quei discorsi a Giulio, sicuramente a Giulio quei discorsi non tornano, perché sono chiaramente di un certo tipo, però Giulio era una persona che parlava 7 lingue, era uno studioso, conosceva la popolazione, parlava appunto non solo l'arabo ma anche il dialetto egiziano, quindi forse pensava di poterla amministrare, no? Quella stranezza che comunque era, forse ci stava provando perché si voleva accaparrare soldi. Lui in un suo scritto a proposito delle cose rimaste lo descrive come una miseria umana, quindi sapeva che non si poteva fidare. Certo, in Egitto queste cose succedono, a un occidentale è molto difficile, quindi anche il nostro pensiero, anche magari in questi momenti di grossa tensione geopolitica e tutto, la nostra mente non è più abituata neanche a pensare che magari una guerra può scoppiare davvero, anche se ci sono tutte le carte sul tavolo perché questo possa succedere. Però noi, da nativi democratici, occidentali, e tutto il nostro cervello certe cose non lo elabora. Io non so se Giulio, con tutti i sospetti che aveva, comunque l'avevano chiamato spia, l'avevano fotografato, magari pensava: stai a vedere che non riesco a finire la ricerca perché mi danno il foglio di via, come spesso è successo ad altri europei. Ci sono persone che sono state prese di notte, portate all'aeroporto, lì c'è l'aereo, lì c'è la prigione, dovevo andare, no, vado sull'aereo, e non se ne sa nulla. Forse la sua mente, per quanto brillante e tutto, non ha formulato quel pensiero, se no sarebbe scappato o non sarebbe tornato dalle vacanze. E la prima domanda me la sono dimenticata. Ah, ok. No, allora, qui c'è un discorso un pochino più ampio,
parte che non lo sappiamo, cioè sarà in Egitto e tutto, però a processo lui non ci può finire, perché il processo in assenza si può celebrare solo con certi capi di accusa, tra cui la tortura, perché secondo la Convenzione di New York fortunatamente la tortura non è un reato contro la persona, ma è un reato contro l'umanità. Per certi reati si può celebrare in assenza. Said Abdallah, come dire, avrebbe altri capi di imputazione, ma non ha sicuramente quello della tortura, e per cui comunque, anche se sapessimo dov'è, non sarebbe processabile, perché non lo potremmo, come dire, fare arrivare in Italia, perché comunque il governo egiziano, non collaborando, non fornendo come si dicono, le notifiche di imputazione, non si può. Ecco, Simone, il film si chiude proprio con una nota sul processo, su questa sospensione. Che è già cambiata. Il processo, esatto, volevo proprio chiederti questo, perché è notizia di queste ore, di oggi, insomma, e che c'è una novità, insomma, in questo senso. È stato deciso di accogliere l'interrogazione che avevano fatto gli avvocati di difesa, che sostanzialmente, in parole, come dire, non giuridiche, spero non ci siano avvocati in sala, che se no sbaglierò sicuramente i termini, però dicevano: noi siamo i difensori di questi imputati, è vero, sono assenti, ci paga lo Stato, però noi non abbiamo a disposizione i soldi per pagare magari un esperto, un traduttore, e quindi non possiamo fare una difesa equa, perché sì, siamo difensori ma non abbiamo portafoglio, fra virgolette, e quindi hanno alzato la mano e hanno detto: noi per fare una difesa equa bisogna che lo Stato italiano paghi anche il nostro esperto. Quindi il processo era stato sospeso perché doveva essere presa una decisione, hanno deciso di accettare. Quindi sarà, credo, presto nominato un esperto traduttore per fare la quinta traduzione sugli stessi fogli, e il processo riprenderà a breve e si arriverà a sentenza. Non voglio dire date perché sono cambiate in questi 2 anni almeno 10 volte. Prima doveva essere aprile, poi giugno, poi luglio, poi agosto, poi ottobre-novembre, poi è slittato. Però entro il 2026 sicuramente si arriverà a sentenza. Ultima domanda. Vai. Il titolo avete voluto riportare alle parole della mamma? O c'è un motivo particolare? O è allora, sicuramente è una citazione delle parole della mamma che disse, insomma, alla prima conferenza stampa al Senato. Poi noi abbiamo sempre letto il titolo con un doppio livello. Per noi tutto il male del mondo è sì la frase della madre, ma è anche rappresenta quello che dicevo un po' prima, cioè il male sistemico, quando i diritti non esistono più, quando la violenza diventa l'unico modo di, tra virgolette, dialogo, perché chiaramente non è un dialogo. E quindi rappresentava anche questo, insomma, perché la storia di Giulio, ma questi sono stati straordinari genitori che, come dire, è chiaro, loro sono stati, saranno sempre i genitori di Giulio, e nel loro privato non oso neanche immaginare quale sia la sofferenza che provano a livello personale. Però poi loro in pubblico hanno fin da subito svestito i panni dei genitori per vestire quelli dei cittadini e per fare una battaglia per tutti noi, per la collettività. Questo titolo secondo noi contiene un po' queste 2 anime, cioè il male che sua madre ha visto sul volto di Giulio. A me ha sempre molto impressionato quando Massari descrive il corpo di Giulio appena lo vede all'obitorio, perché si vede che ogni tanto non riesce a dire, mentre il medico legale, chiaramente facendo quel lavoro, è più... Io non posso neanche immaginare cosa debbano aver provato i genitori di Giulio, e quindi per noi questo titolo ha questa doppia valenza. Simone, che dire, grazie ancora. Tu hai detto una cosa sempre all'inizio: non è solo un film, non è solo la storia di Giulio, della sua famiglia, è anche e soprattutto una storia di diritti, una storia di cittadinanza, e anche noi come operatori culturali vogliamo dare il nostro piccolo contributo in questo senso, che appunto
una storia di tutti, per questo chiederemo all'amministrazione comunale di installare anche noi una panchina gialla qui di fronte a Cinema Zero, nello spazio che ti abbiamo fatto vedere qua fuori. Ci sembra giusto appunto fare questo atto di cittadinanza. Il film, tu l'hai già anticipato, quella di questa sera di fatto una sorta di anteprima, sono state fatte una serie di tappe perché appunto il film è una serie di anteprime, insomma, domani Simone sarà a Udine, poi nei prossimi giorni saremo a Falcone, Trieste, insomma sei già stato a Milano, Bologna, una serie di tappe. Roma. Lo ricordiamo, il film sarà in sala dal 2 al 4, quindi la prossima settimana. Dal 2 al 4, mi raccomando. Sale, quindi mi raccomando, ovviamente sempre programmazione Cinema Zero, quindi siccome poi tante persone non sono riuscite a entrare questa sera, ovviamente l'invito è anche quello di diffondere, insomma, anche le cose molto belle e molto significative, insomma, che ha detto Simone questa sera. E noi, Simone, ti lasciamo, ti ringraziamo e ti lasciamo con il nostro piccolo ricordo, La vita è un film, che è insomma un buon auspicio, insomma, non solo per questo film ma poi per tutta la tua carriera, e naturalmente con la tessera, la nostra friend card, per darti il nostro benvenuto simbolico nel mondo di Cinema Zero. Grazie mille davvero. Grazie ancora a tutti voi. Grazie mille a tutti, grazie mille.